ancora fatti. Allora, siamo nelle campagne di Sydney, siamo sui monti di Sydney, Sì. verso Serpentine, e dobbiamo salire lì su per vedere un bellissimo nuraghe. Il sentiero è pressoché inesistente. Andiamo avanti. Amici, la salita continua, dobbiamo arrivare sin lassù, non ci arrendiamo. Eccolo qua ragazzi, il nuraghe Cirronis. Eccolo qua. Cari amici, spesso bisogna fare dei sacrifici per ottenere un buon risultato e questo è uno di quei casi in cui ci siamo inerpiccati proprio su queste cime dietro il paese di Sydney per vedere il nuraghe Cirronis. Siamo in alto verso Serpentine e questo è il nuraghe Cirronis, o meglio quello che ne resta. Si possono ancora leggere tra i vari crolli alcuni filari che persistono. Guardate dove hanno costruito questo nuraghe. Ragazzi, solo a pensarlo si fa fatica. Siamo su un costone di roccia che precipita giù per parecchi metri in verticale. Ora ve lo mostro. La lettura del nuraghe non è semplice per via dei crolli, però vi assicuro che è bellissimo, perché penso di aver individuato almeno 2 torri. Magari sbaglio, però guardate dove l'hanno costruito. C'è un precipizio. Alto 300.000 metri. Sarà altissimo, sì, non 300.000, ma diciamo che È alto scende 100 vertiginosamente. metri. 100 metri. Ecco Dolianova, lì giù. Wow, è che gigante. Sì. Ci sono, guardate. Monti di Capoterra, quelli lì, la pineta di Sydney, il paese di Sydney, Cagliari e il Golfo degli Angeli. Bene, ce l'abbiamo fatta anche oggi, ci siamo riusciti, bravo Samu. Ciao amici!